E all'interno del terminal crociere, come potete vedere, turisti e visitatori vengono di fatto instradati a quelle che poi saranno le visite in città. Assessore, buongiorno. Come si sta attrezzando il Comune di Cagliari, in questo caso il capoluogo, per accogliere, gestire proprio i vacanzieri e i crocieristi in città? Allora, oggi è una giornata memorabile, 5 navi da crociera, 12.000 persone in giro per la città. La città ormai è pronta a questi grandi eventi, c'è una grande sinergia, un grande lavoro dietro le quinte tra Cagliari Port Cruise, che ormai è global, il Comune di Cagliari, l'autorità portuale e tutte le associazioni di categoria che stanno rispondendo al meglio per un'accoglienza veramente che i turisti ricorderanno. In città poi è stato predisposto, oltre al servizio di accoglienza, anche proprio un lavoro sinergico tra negozianti, lo abbiamo ribadito, associazioni di categorie, proprio per fare in modo che i crocieristi abbiano un buon ricordo, un buon biglietto da visita della città. Sì, prima di tutto c'è l'accoglienza immediata agli infopoint che sono qui allestiti in modo non temporaneo ma definitivo nel terminal, e quindi qui c'è l'accoglienza principale, ci sono 2 navi. Gli altri infopoint che sono stati allestiti temporaneamente per questo giorno speciale però hanno sempre l'assistenza dell'infopoint del Comune di Cagliari, aiutati dalla forza scuola lavoro degli studenti bravissimi che fanno da guide, e quindi ci sono tutti gli shuttle bus, è stato tutto organizzato in modo che la città poi abbia il maggiore afflusso. Quindi adesso sta chiaramente agli operatori, che ormai sono preparatissimi, gli operatori commerciali, accoglierli al meglio, ma ormai diciamo che il test è superato. Un primo banco di prova comunque positivo, che serviva anche per testare quelle che sono le potenzialità della Cagliari città turistica. Cosa si prevede in virtù dell'imminente stagione estiva? Beh, sicuramente andremo in sinergia come stiamo facendo adesso. Il corpo anche della Polizia Municipale ci sta dando una grande mano per regolare il grosso flusso di turisti che sta attraversando via Roma. Quindi tutto questo banco di prova verrà poi chiaramente analizzato tutti insieme per chiaramente magari vedere alcune criticità che sicuramente emergeranno, e ci sarà di grande aiuto per il grande incremento del turismo crocieristico, e non solo, ma il turismo crocieristico è aumentato del 30% quest'anno, quindi chiaramente per noi è un grande risultato.